nel segno di Pesoli. È il centrale del Varese, l'uomo mascherato del campionato, colui che fra meriti e polemiche, proprio come un eroe dei fumetti, permette ai suoi compagni di centrare una vittoria fondamentale per quella che sarà l'economia della classifica di qui in avanti. Sannino prova a rimediare alla sequela di indisponibili affidandosi alla coppia d'attacco Ebagua-Alemao. Maran conferma il 3-5-2 trainato da Bruscato e Cellini. Per quanto gli attacchi possono essere considerati i protagonisti assoluti di questa contesa al vertice, dopo il buon tentativo di Alemao è un difensore a prendere con prepotenza il centro della scena, Emanuele Pesoli. Il centrale mascherato conferma la sua attitudine offensiva capitalizzando al meglio la sua incursione avanzata, trasformando il corner tagliato di Zecchin nella rete del vantaggio con uno stacco imponente. Seconda rete stagionale e nessuna pietà per la sua ex squadra. La risposta vicentina si materializza solo dopo una decina di minuti di assestamento. Botta è bravo a coordinarsi, ma il suo fendente mancino si spegne di poco a lato. Ben più clamoroso è allora il tentativo dell'altro ex illustre di giornata, Cellini, che non riesce però a placare la ossasete di rivalsa, sprecando un'occasione colossale anche grazie a Zappino. Una tendenza all'errore che finisce per contagiare anche l'altro versante. Riprova concreta si abbia con il palo colpito da Pisano in chiusura di frazione, nonostante la posizione più che favorevole. Sannino cambia l'impostazione offensiva schierando De Luca nella ripresa in luogo di Alemao, anche se il Vicenza, la squadra che alla luce dei fatti interpreta nella maniera più convinta l'approccio alla seconda metà del match. A Bruscato però non approfitta del liscio di Dos Santos. L'opportunità ha comunque l'effetto di incentivare le sortite ospiti, che non raccogliendo frutti tramite la manovra provano a farsi valere attraverso conclusioni dalla distanza. Né Gavazzi né a Bruscato riescono però a sorprendere uno Zappino sempre attento e reattivo. Il primo significativo break lombardo agli assalti vicentini è demandato alla folgorante iniziativa di Giulio Ebagua, abilissimo prima a gettare nello scompiglio la retroguardia avversaria salvata solo dal recupero di Gianni e poi puntuale nel testare i comunque attenti riflessi di Russo in uscita. Sannino gradisce, mentre Maran prova il tutto per tutto buttando nella mischia anche Arma. Si passa dunque a un 4-3-3 coraggioso che anche grazie all'espondere il neoentrato mette immediatamente alla prova i meccanismi della retroguardia di Sannino. Alla dimostrazione di solidità fornita, il Varese fa seguire anche una formidabile capacità di ripartire, non concretizzata però dal giovane De Luca, che non impatta bene fallendo il più semplice dei colpi del KO. È però quello successivo l'episodio attorno cui assieme al gol gira tutta la partita. Protagonista è ancora Pesoli, che si immola sul tiro di Tulli con un intervento a metà fra spalla e braccio che di fatto salva il risultato. Il replay lascia diversi dubbi, probabilmente incentivando le già veementi proteste venete. Recriminazioni che però lasciano il tempo che trovano almeno nel concreto. Ciò che conta sono i 3 punti, quelli che il Varese si mette in tasca di prepotenza, irrompendo da protagonista nella lotta alla promozione avvincente come difficilmente ci si sarebbe aspettati solo qualche settimana fa. Abbiamo visto, eccolo qua il colpevole, è lui, l'uomo mascherato, scherzo perché la regia è uscita su di te. Emanuele, abbiamo visto e rivisto l'episodio discusso, il tiro di Tulli, murato, lo possiamo dire murato, però si può murare anche con il corpo una palla, giusto? Certo. Murato da te a 3 minuti dalla fine, abbiamo visto le immagini, noi te le rifacciamo vedere. Che impressione hai? Dal campo nella bagarre dell'area di rigore, comunque sai, acqua, 1000 giocatori, io ho avuto l'impressione, l'ho anche giurato a Martinelli, infatti se dovessi magari capire che veramente l'ho preso col braccio chiedo scusa, però ecco lì per lì ho pensato l'ho sentito proprio sulla spalla petto, perché io stavo per terra, poi ecco non lo so, magari adesso se lo rivediamo meglio. Guarda questa inquadratura qua sembra un po' più braccio, lo sai? Tipo sì, spalla, che non so, guarda. Li guardiamo? Perché a velocità normale, in presa diretta, anche a me sembrava sinceramente petto e spalla. Guarda questa inquadratura sì, questa qua dà l'impressione del braccio, sì. Ettore, cosa ne pensi tu? No, ma io sono d'accordo con lui, con quello che aveva detto all'inizio, nel senso che magari lì, in quell'attimo, lui si è sentito di averla presa col petto e perciò ci poteva stare il fatto che lui abbia giurato, il fatto che lui si sia scusato. Cioè non è un problema. Poi è chiaro, se ci mettiamo noi adesso 2-3 minuti a giudicare, figuriamoci l'arbitro là, perciò ci può anche stare che non abbia dato rigore. Alfredo comunque è stato perfetto Emanuele nella sua analisi, al di là dei giuramenti, ma sono cose che capitano quando sei lì in campo. Ma vedi che siamo al 10° replay e 100%, capisci, certo. E 100% non possiamo dire, siamo al 10° replay, se ne mandassimo altri 25 forse ci resterebbe sempre un residuo di dubbio, fermo restando che è un rigore che si può e dal punto di vista del Vicenza si deve dare, però siamo nel contesto di quei classici episodi che in 5 decimi di secondo, in 2 secondi deve prendere una decisione l'arbitro. E mi sta pure bene l'interpretazione di Pesoli, che non avrebbe avuto motivo, Emanuele, a dire una cosa contraria, cioè se avesse, tanto ormai l'azione era andata, quindi non è il punto di doverla rivisitare, lui l'ha rivisitata con la memoria, con la testa, ma era troppo calda la cosa. Noi adesso siamo aiutati
dalla tecnologia, dai replay, dalla moviola, dal fermo immagine, ci resta qualche dubbio. Capisco il rammarico del Vicenza, ma nell'ambito di una stagione di solito c'è un po' di qua e un po' di là. Nel caso specifico, ripeto, il Vicenza si sente penalizzato. Vicenza si sente penalizzato, Vicenza che vi ha messo un po' di in difficoltà nel finale, al di là dell'occasione che ha avuto Tulli, anche perché voi non avete chiuso la partita. Guardiamo anche le pagelle. Sì, oggi abbiamo sofferto, devo essere sincero, perché il Vicenza è un'ottima squadra, organizzata, palleggia bene, quindi ci ha fatto un po' girare. Abbiamo sofferto, poi abbiamo trovato questo gol mio e quello che ci ha detto il mister, d'altronde, in queste ultime 10 partite conta poco il gioco, conta la sostanza. Contano i risultati. I risultati, quindi piuttosto giocare male ma vincere che giocare bene e magari lasciare qualcosa. E noi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Ci siamo difesi col coltello fra i denti, contro un'ottima squadra, ripeto, e ci prendiamo questi 3 punti pesanti, valgono veramente molto. Anche perché era uno scontro diretto. Uno scontro diretto, lasci comunque il Vicenza a 10 punti e ti metti veramente in una condizione tale da poter dire guarda, adesso queste ultime 9 partite le giochiamo, spingiamo sull'acceleratore e raggiungiamo questo obiettivo dei playoff che per Varese, per come è partita l'annata, è tanta roba. Hai preso un bel set, peraltro oggi hai fatto anche il gol dell'ex perché hai giocato per 2 stagioni con il Vicenza.